Poi vai più avanti e trovi un cespuglietto di origano e si raccoglie e si riconosce perché è bianco, ha il fiore bianco e dà il profumo. Tu anche camminando, quando passi e lo tocchi con lo sfiore con le gambe, già senti il profumo. Si deve cercare a ciuffetti sparso. Fino a 40 anni fa erano tutti zappati, tutti che li coltivavano, ora passano gli animali e non si può nemmeno camminare. Ma prima piantavano le fave, seminavano il grano, c'erano alberi di mandorle. Adesso torna via ci sei rieno, vero la fai anche da poi a nascere per cani. Si fa essiccare all'ombra e resta bianco, perché se si mette al sole oppure prende la brina diventa nero. Quando è bello caldo si sbriciola, si mette in una boccetta e tutto l'anno abbiamo l'origano. Sulla pizza, se facciamo delle conserve, nell'insalata di pomodoro si può mettere che piace. Si deve camminare molto per trovarlo in questi terreni sparsi così. Questo ora lo portiamo a casa e lo facciamo essiccare all'ombra e diventa bello bianco. Poi quando è bello caldo dal sole, lo mettiamo un pochino al sole in un sacchetto. E quando è bello caldo lo sbricioliamo tutto e lo mettiamo in una boccettina e poi si usa. L'origano si usa dappertutto. Nell'insalata di pomodoro, nelle melenzane bollite, per fare le conserve, quando si grigliano le melenzane si mette l'origano e l'origano si mette sulla pizza. È una spezie che va molto usato. Si fa a mazzolini così, si porta a casa, si sistema e si fa essiccare. Poi quando è bello caldo si sbriciola e si mette o in un sacchetto per alimento oppure in una boccettina. E per tutto l'anno c'è l'origano. Questo è il punto giusto, quando è tutto bianco così si deve raccogliere. Ecco, quindi si distingue facilmente proprio per il fiore. Sì, certo. Tu cammini, queste sono spine, questa è un'altra erba. Si vede che poi vai più avanti e trovi un cespuglietto di origano e si raccoglie e si riconosce perché è bianco, ha il fiore bianco e dà il profumo. Tu anche camminando, quando passi e lo tocchi con lo sfiore con le gambe, già senti il profumo.